Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a Sibilla Interattiva con il vostro Marietto Veneziano. Bene, vedo che ci sono tante domande da Elisabetta Talarico. Ciao Hilde, saluta Hilde, ma la Hilde è di là che sta facendo dei lavoretti. E anche Baldassar, ciao Baldassar, grazie che sei con noi. Allora, vediamo un po' di rispondere alle nostre amicizie, però prima di fare questo vi ricordo che, per quelli che ancora non conoscono il legale Marietto Veneziano, abbiamo un sito che è il sito del capitano. In questo sito potete tranquillamente scaricare 20 ebook gratuiti. E vi ricordo che parlano di radionica, radiostesia. Saluto anche Pierluca. Ciao Pierluca, che chiaramente non ci abbandoni mai. Grazie Pierluca di essere con noi. Bene, in questo sito ci sono 20 ebook fatti dal legale Marietto Veneziano, parlano di radionica, radiostesia, anche di magia. Insomma, ce ne sono parecchie, c'è tanta carne al fuoco. Poi scusate, vi ricordo anche che a parte questo sito, che chiaramente è la nostra punta di diamante, noi trasmetteremo anche, purtroppo Facebook ne ha, come si dice, bloccato in questo momento per il semplice fatto che ho superato la mezz'ora, quindi se ci sono amici che si collegano a Facebook, mi raccomando, nome e iscrivetevi prima di tutto alla StreamYard. Adesso purtroppo Facebook non avrà questa possibilità di essere in diretta. Comunque, riprendiamo un po' il discorso. Allora, voi sapete che abbiamo il sito del capitano, poi abbiamo anche la zona shop dove abbiamo il nostro famosissimo albero sefirotico del prezzo di 150 euro più 10 euro di spedizione. Questo albero rappresenta un must per le persone che vogliono avere una protezione e può essere programmato. Si trova sempre nella nostra sezione shop e via dicendo. Poi per altre persone invece che hanno già il ciondolo magico abbiamo anche la sezione shop dei sigilli. I sigilli sono 42, più o meno quelli di Salomone, e sono praticamente delle emanazioni di un'operazione magica, tra virgolette, messa su un sigillo, e questo pezzo di carta, ottone, oro, chiamatelo poi come volete, perché a dipendenza di come lo acquistate potrebbe essere messo anche su un pezzo di legno, rappresenta un po' queste forze che vogliono, tra virgolette, aiutare ma a chiudere i buchi astrali che uno ha. Questi sigilli sono fatti dal legale Marietto Veneziano, ce ne sono 42 o anche di più, cioè questi sigilli Salomone sono fatti così. Poi ce ne sono altri, quelli di Mosè e via dicendo, che servono più che altro per altri scopi. Mosè, vi ricordo che era un profeta, un mago, ma anche un generale militare, e quindi diciamo che sono più vecchi, sono più antichi e hanno altre qualità. Diciamo che quelli salomonici sono più a persona, e quegli altri invece, oltre a essere a persona, hanno un altro specchio, un altro raggio. Quindi per chi vuole sigilli per Marietto Veneziano il legale non mancano mai, ce ne sono tantissimi. Diciamo che copriamo un range come minimo di 60-70 sigilli, un po' salomonici e un po' di Mosè, e visto che stanno arrivando tempi importanti, meglio essere protetti, perché le protezioni non mancano mai. Poi il legale Marietto Veneziano, vi ricordo che venerdì fanno le pulizie per chi si è fidato a noi, le pulizie radioniche, dove si toccano più di 50 punti per pulire le persone. Eventualmente invece per quelle persone che hanno bisogno per ditte, attività, non so, problemi con i vicini, problemi con l'amico, l'amica, problemi di qualsiasi tipo, il legale Marietto Veneziano hanno anche i riti propiziatori operativi di alta magia, ce ne sono di tutti i tipi. Chiaramente bisogna sempre fare un'indagine radiostesica, radionica, per individuare la soluzione migliore. Non esiste un prezzo fisso, non esiste una tempistica fissa, solamente che chiaramente lavorando con le sfere alte, le vibrazioni alte hanno una velocità più lenta di quelle con cui si lavora con le sfere basse, però i risultati sono in un certo senso
apprezzabili, più lenti ma meno pericolosi, perché chi lavora con le energie basse di conseguenza avrà dei risultati magari più performanti all'inizio, però non esistono pranzi gratis per le energie basse. Quindi il Diagramma del veneziano lavorano anche in questa direzione qui. In più vi ricordo che la nostra yield c'è al lunedì e al venerdì. Questa sera ci sarebbe dovuta essere, ma purtroppo è impegnata per altre cose. E in più al martedì il Diagramma del veneziano usano i protocolli energetici per vaccini affini, quindi chi si è affidato a noi al martedì operiamo in quella direzione. Se volete un consulto con la nostra yield, qui vedete il numero di telefono. Bene, allora adesso penso che passeremo alle domande delle persone che ci seguono. Vi ricordo un'altra cosa, nel sito c'è anche degli ebook di chiriologia per la lettura in mano, sono 4 ebook. Bene, andiamo avanti, iniziamo, vediamo un po' di domandine. Saluto ancora la nostra Maria Gesualdo, ciao Maria, bene. E adesso faccio una domanda, quelli che hanno fatto la domanda, se non ci sono passiamo alla prossima domandina. Vediamo un po', la prima domandina che vediamo, Freddy ci saluta, vediamo un po', rispondiamo alla Concetta. Concetta, ci sei? Se ci sei? Allora, prima di tutto mi piace perché la Concetta dice ciao, sei bravissimo, grazie Concetta, mi piace. Volevo sapere se io, che Concetta del 71 e Valeriano dell'86 avremo un futuro. Concetta, se ci sei batti un colpo, date un colpo nel senso di sì, ci sono, così ti faccio delle domandine, perché voglio sapere se sei single oppure lui è single e via dicendo. Vediamo un po' se la Concetta risponde, se no passiamo alla prossima domandina. Vediamo un po' se la nostra Concetta c'è. Concetta ci sei, lasciamo un po' il tempo per la risposta. No, la Concetta mi sembra proprio che non c'è. Allora andiamo alla prossima domanda, vediamo un po', perché il problema è che se fate una domanda e poi non ci siete, la rifate la prossima volta, chiaramente non funziona così. Ah sì, ci conosciamo. La Concetta ha preso un po' il coraggio, un grande respiro e poi detto, ma sì, vacci. Ma allora non siete due single, giusto, Concetta? Non avete figli, niente? Vediamo un po' se risponde, così che vediamo, interagiamo, no? Vediamo un po', perché sennò se esce che c'è una donna maritata, può essere vicino di casa che vi porta il caffè. Vediamo un po', Concetta, non avete figli, non siete sposati, single tutti e due? Vediamo un po'. E intanto preparo le carte per la Concetta. Aspettiamo una risposta, Concetta. Concetta, se ci sei, batti un colpo, siete single tutti e due? Vediamo un po' se risponde alla nostra Concettina. Intanto aspettiamo un po'. Perché c'è un po' di reazione della diretta. Sì, io ne ho 3 da un matrimonio precedente. Ok, bene, Concetta è chiaro, perché sennò se escono dei figli donne maritate non si capisce se è vicino di casa. Allora, vediamo un po' il nostro Valeriano dell'86. Presumo che Valeriano non ha figli e non è sposato, perché sennò l'avresti scritto. Allora, vediamo un po' se c'è questo benedetto futuro tra la nostra Concetta e lei. Allora, Sibille, ditemi se Concetta e Valeriano avranno un futuro interessante. Vediamo un po'. Aspettate che sistemo un po' qua la situation. La Concetta, ecco qua la domanda. Bene, vediamo un po'. Allora, omaggi preziosi e insomma, Concetta, qui si vede una persona che ama qualcuno del passato, vedi? Questa è una sibille che sta a indicare amo qualcuno del passato e sei ancorata lì. E poi omaggi preziosi, sembra che ci sia però
qualcosa, un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Adesso andiamo a indagare su questo bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Malinconia, belvedere, donne. Qui vedi, i bambini sono stati fuori. È il valeriano. Il valeriano mi sa che... Guarda, Concetta, vediamo un po' se c'è un futuro con questo valeriano. Beh, nel passato, vedi, qui le sibille parlano chiaro, qui c'è stato un periodo in cui eri molto, molto giù di tono, molto giù, un po' amareggiata. Vedo che aspettavi delle risposte a qualcuno. Qui ci sei tu, donna con dei figli, cercavi un'amicizia e sembra che c'è la potenzialità con lui, col valeriano. Nel presente vedo che anche lui sta lavorando per qualcosa di importante, però vedi, sembra quasi che anche Valeriano molto positivo in questa direzione, però attenzione che c'è la gelosia, c'è qualcosina che su questo futuro insieme non è proprio una discesa, diciamo che è impegnativa la cosa. Poi il futuro è quello che importa, vedo che c'è il ritorno di qualcuno, soprattutto per lui, e vedo che tu lo vedi andare via. Ci saranno dei rimpianti, qualcuno che vi spia, insomma, diciamo così, che il presente è qualcosa di... Allora, vediamo un po' la Concetta che fa degli aggiornamenti perché così, perché allora, siamo stati insieme 1 anno e mezzo, poi ci siamo lasciati, poi dopo 4 mesi è tornato da 2 mesi. Qui si vede che c'è stato un po' di amore, però vedi, in presente sembra che ci sia qualcosa di buono, poi dopo mi sa che lui torna da una vecchia fiamma e vedo che tu lo vedi andare via. Lui avrà dei rimpianti, poi ti spierà, poi sembra che tutto va di mano, cioè sembra quasi che fra un po' rifarai la fotocopia di quello che hai vissuto, perché sembra quasi, vedi, la morte, la disgrazia, il vedovo, o tu che lo vedi andare via. Diciamo che adesso questo periodo sembra che ci sia qualcosa di importante, poi dopo fra un po' sembra quasi che tutto va di giù in cantina, no? Che tutto perde, poi vedi anche la disgrazia, la morte, insomma, diciamo che non è una cosa costante. Questo valeriano sembra che abbia più delle ombre che delle luci, sembra che abbia più dei momenti bui che dei momenti accesi, però, quello che importa è il nostro finale. Vedi, bambino, conversazione, allegria e viaggio. Quindi cosa ci lascia capire? Allora, vedi, il soggetto preso in questione si ripeterà, no? Sembra un tipo ciclico, no? Uno di quei tipi che deve imparare qualcosa a livello karmico e sembra che fra un po' lui torni da una persona che già conosceva, poi ti abbandonerà, ci saranno dei momenti bui e poi vedi ritornerà. Quindi non diciamo che è un futuro classico, ma diciamo che è un futuro con degli alti e dei bassi, più bassi che alti, è il concetto. Quindi se tu sei pronta ad affrontare una situazione così, con anche 3 bambini, insomma una situazione impegnativa senza nessun tipo di sicurezza, potrebbe andare, però è chiaro che io opterei per un'altra, se ti potessi dare un consiglio, ti conviene optare per un'altra strada anche perché tu sei no, cioè, capisci? Devi trovare qualcosa che il santo vale la candela. Non penso che Valeriano sia quello che potresti costruire qualcosa di importante. Sembra quasi più non so, non dico, insomma, non è quello che ti può dare una stabilità anche emotiva e sentimentale. Sembra quasi che fra un po' parte. Bene, vediamo un po' se c'è qualche altra bella domandina. Freddy, se ci sei, no? Batti un colpo. Vediamo se c'è la nostra Freddy o il nostro Freddy, no? Frederica del 95, che dice: voglio sapere perché Ravzan del 93
è tornato nella mia vita. Freddy, se ci sei, batti un colpo. Vediamo un po'. Vediamo un po' se c'è la nostra Freddy, se no passiamo alla prossima domandina. Vediamo un po' se la Freddy c'è. Un po' lasciamo il tempo di ritorno per la nostra Freddy. Voilà. Freddy non c'è, mi sa, e vediamo un po' se c'è la Freddy. Ok, la Concettina è pronta a correre il rischio. Bene, Concettina. Allora, però sappi che fra un po' se ne va e poi ritornerà. Allora, torniamo alla nostra Freddy, vediamo un po' se la domanda, se lei è ancora in linea, se no passiamo alla prossima domanda. Vediamo un po' se c'è la nostra Elisabetta. Elisabetta, ciao Marietto, vediamo se c'è l'Elisabetta prima di tutto. È possibile sapere se Alice dell'86 e Giovanni dell'88 hanno una relazione o veramente sono amicizia? Vediamo un po' se l'Elisabetta c'è o non c'è. Elisabetta, se ci sei batti un colpo, se no passiamo alla prossima domandina. Vediamo un po' se la nostra Elisabetta c'è. Vediamo, cari amici. No, mi sa che non c'è. Andiamo avanti ancora con le nostre amicizie. Vediamo un po'. La nostra Elisabetta non c'è, Freddy non c'è. Nella. Ciao Marietto, gentilmente puoi vedere se le intenzioni di Raffaele del 70 sono con lui, io Nella del 74. Vediamo se c'è la Nella, se non c'è passiamo alla prossima domandina e via dicendo. Nella, se ci sei, dai un colpo. Vediamo un po'. Bene, mi sa che non c'è nessuno perché purtroppo ho dovuto trasmettere mezz'ora dopo per via di impegni. Allora, ok, cari amici, grazie di essere stati qui con noi. Vi ricordo gli appuntamenti della settimana che chiaramente sono al lunedì e al venerdì con la nostra Hildegarda al 21. No? Vi ricordo che quando fate una domanda dovete essere presenti perché sennò non rispondiamo, perché sennò la rifate ancora e ancora. Quindi noi rispondiamo solo a quelli che sono presenti. Se volete un consulto, 20 euro 45 minuti, ci contattate. Qui ho il numero di Hilde, sotto passa il mio e via dicendo. Quindi grazie cari amici e ci sentiamo, mi raccomando, venerdì sera alle 21:15, sempre su questa piattaforma con Hildegarda.